La verità è che sono cattivo. Ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Sì, lo stavo dicendo. Ieri glielo vedevi che avevano tutti, sto parlando dei giocatori dell'Inter, quella roba là in testa. Quella roba là, ragazzi, tira più un pelo di Coppa di Champions che un carro di Bo. Dice, sapete, c'è un modo di dire in dialetto veneto che ha dei corrispondenti. E il tira P un pel de Siora che un car de Bo. Che è elegante perché non si dicono neanche le parolacce. E con Simone il beneamato, oggi siamo Mogi e abbiamo anche dovuto subire le intemperanze di Vincent che ha ballato sui nostri spenti cadaveri. Il cadavere possa essere acceso. Vediamo subito invece seriamente. Ci sono belle notizie invece, penso di poterle inserire in quella categoria. Intanto l'IRPEF. Allora, è stato approvato un decreto del Consiglio dei Ministri, ve lo dico subito, scusa, mi è sfuggito la cifra, ehm l'ho persa, ma pensa un po', l'ho persa. Allora, ecco, IRPEF. Nel 2025 i lavoratori dipendenti pensionati privi di redditi aggiuntivi non dovranno versare alcun acconto. Evitato così ogni aumento del carico fiscale. Il decreto vale 245 milioni. E poi, questo ce ne parlerà Gianmaria De Francesco del Giornale. Vi sto facendo l'anticipo, questo è che giorno è? Io vi sto facendo l'anticipo di oltre la pagina. E quindi, mhmm, parleremo non solo di questo. L'altra buona notizia, credo fosse anche più valida, ce ne parlerà Tilde Minasi, che siede in Commissione Ambiente a Palazzo Madama, la senatrice Minasi, che parla dei provvedimenti inseriti nel DL Bollette, che è stato approvato in via definitiva al Senato, quindi credo che adesso ci sia solo da aspettare l'uscita sulla Gazzetta Ufficiale e diventerà, diciamo, operativo. 99 sì, 69 no, un astenuto. Allora, ci sono bonus di 200 euro per l'ISEE fino a 25.000 euro. Poi, a Cesare quel che è di Cesare. La Lega ha inserito ulteriori bonus, 500 euro per i nuclei familiari più fragili, sempre per la bolletta naturalmente. Poi tutela dei vulnerabili, gli over 75, le persone con disabilità e coloro che vivono in condizioni economiche precarie potranno usufruire del mercato tutelato sino al 2027. Di questo ne avevamo parlato anche con l'onorevole Gusmeroli, presidente della Commissione Finanze a Montecitorio. E poi ci sarà l'estensione delle misure anche alle strutture sanitarie e sociosanitarie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, nonché alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, insomma anche ospedali, una volta si chiamavano case di ricovero, case per anziani, penso le case per anziani, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. E poi stop al pignoramento degli immobili per debiti condominiali inferiori ai 5.000 euro e la semplificazione del quadro autorizzativo per gli impianti da fonte rinnovabili. E poi 600 milioni sempre sul fronte della transizione energetica per le imprese. Direi che mi sembra una
un bel regalo di Pasqua con qualche giorno di ritardo. Infine, una terza pagina con Emanuele Ricucci, giornalista, saggista, scrittore. Con lui parliamo di rivoluzionarie, storie di grandi donne per una grande Italia. È un libro che fa un po' il controcanto a un certo femminismo di maniera, perché si parla di donne che non sono conosciute. Attraversiamo un periodo di circa 700 anni e sono donne che hanno in qualche modo la primogenitura, perché Marzia degli Ubaldini, che nasce Cia degli Ordelaffi, siamo nel XIV secolo, è stata una delle figure delle rare condottiere donne, guerriere condottiere donne. Poi abbiamo Properzia De Rossi. Properzia De Rossi era bolognese, mentre Cia degli Ordelaffi, Marzia degli Ubaldini, forlivese. È stata la prima scultrice riconosciuta del Rinascimento. Anna Maria Luisa de' Medici, invece fiorentina, l'ultima della dinastia medicea. Siamo già qui alla fine del XVII secolo, tra il XVII e il XVIII secolo. Lei ha curato il patrimonio artistico della sua città. E poi Sofonisba Anguissola, cremonese, è stata tra le prime pittrici a raggiungere fama europea. E lì confesso ignoranza, perché a parte che era posteriore ad almeno un secolo, ma io ero fermo a Rosalba Carriera, grandissima ritrattista veneziana che vendeva i suoi quadri a tutte le corti d'Europa, ma anche a tutti i mercanti, quelli che avevano soldi, insomma. Non conoscevo Francesca Caccini, scusate, Sofonisba Anguissola. Mettendo insieme il materiale per questa intervista, ho visto delle sue opere davvero molto pregevoli, se posso dirlo da appassionato, non certo da esperto. Poi abbiamo Francesca Caccini, che fiorentina anche lei, come Maria Luisa de' Medici. Lei è stata la prima donna musicista a comporre un'opera, e qui siamo sempre tra il XVI e il XVII secolo. E poi andiamo a Venezia, Elena Cornaro Piscopia, e qui siamo al XVII secolo, è stata la prima donna al mondo laureata a laurearsi. E infine abbiamo, e qui siamo nel XX secolo, la prima donna a fondare e a dirigere un giornale in Italia, Matilde Serao, che forse è il nome più familiare, più prossimo, che più sentiamo vicino, almeno quelli di una certa età. E sono sette biografie raccontate con lo stile, con la passione del romanzo, un romanzo storico, è un romanzo che vuole appunto comporre il ritratto di donne forti, al di fuori quindi di certi stereotipi femministi che, diciamolo pure, stanno cominciando a risultare, fatemelo dire, è una parolaccia, ma fatemela dire, stucchevoli. Allora, voglio anche ricordarvi in questo che giorno è i numeri per intervenire in diretta, il numero di telefono, proprio quello per la diretta senza filtri né censure, 02 92 94 7222. E poi abbiamo il WhatsApp 340 6709 e 659. Quindi questo è il modo per interloquire, per far sentire la vostra voce e la vostra opinione. Proseguiamo naturalmente con i convenevoli formulaici, e quindi benvenuti a tutti in simultanea con noi quando sono
scoccate le 12:48. Noi, vale a dire Simone, il bene amato, che oggi ha davvero l'espressione ti si è imbiancata la barba nonostante la giovane età, Simone. 3-0, cioè, guarda che è pesante, pim pam pim. Allora, dicevo, l'abbraccio forte, che rivolgo alla signora Clotilde, alla signora Carmela e naturalmente alla signora Adriana Angela, che ci seguono, ma vi garantisco che ci seguiscono anche dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione e chi si abbona a Radio Libertà campa oltre 100 anni. Meditate, gente, meditate. Dimenticavo, la commissione apposita ci riferisce che in questi locali la temperatura ha raggiunto i 24,3 gradi centigradi sopra lo zero. Esternamente siamo a 18,4. L'umidità è 57%, mentre la pressione si è attestata a 1011,5 millibar naturalmente. Poi gli altri supporti attraverso i quali seguire questa emittente, siamo sulla Radio DAB, che ormai è diffusissima, siamo anche su online con il sito radiolibertà.net, il profilo Facebook indispensabile per orientarvi attraverso le nostre programmazioni e dove ogni notte che il cielo manda in terra troverete le sinossi delle interviste che poi ascolteremo insieme oltre la pagina. Poi Alexa, accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne saremo riconoscenti. E poi ancora l'applicazione iOS e Android per seguirci ovunque voi siate sulla crosta terrestre con i vostri cellulari. E infine YouTube, quindi dove siamo presenti a singhiozzo, mi dicono, mentre siamo sempre su Twitch, che è il social di ultima generazione. Di quel che c'è non manca nulla e quindi direi di proseguire con la trasmissione. Abbiamo Vincent che imperversa, abbiamo cosa c'è? La sigla. Che sigla? No, perché buongiorno, ci stiamo prendendo in giro nel fuori onda, perché io qua in studio ho due interisti, di cui uno simpatizza comunque del bel calcio, che è Pierluigi Pellegrin, mentre un altro, che si chiama Simone, alla parte tecnica, è proprio un interista proprio di quelli che stanno male dopo aver preso 3 pere ieri sera. E quindi sta veramente male e non mi voleva far entrare in studio. Allora gli dico, ma metti la tua sigla dell'Inter, pazza Interama, dai, mettila se hai il coraggio. Forza! Simone, il fratello di un mio amico, era dalle mie parti, ma era interista forte e non simpatizzava, però sempre a livello di sfottò. Sai come li chiamava quelli come Vincent? Milanisti Marsi. No, Pelle, no, aspetta, Marci. non ho iniziato io. Questa mattina, appena sono arrivato, lui subito a dire: oh, avete fatto solo 3 tiri, 3 gol. Io non ho detto niente. Vincent, invece, approfittiamo della tua gradita presenza. Domani c'è uno speciale 25 aprile, una panoramica. Ci sarà che giorno è? Ci sarà Simone il Beneamato e ci sarà poi dopo, intorno dalle 12 in avanti circa, minuto prima, minuto dopo, fino alle 12:55. Esatto. Perché poi Simone deve andare a mangiare 3 pere. sì, domani domani però, Pelle, scusami, dobbiamo essere in linea con il governo, dobbiamo fare una puntata sobria, mi raccomando. Ah, ok. Infatti io poi andrò a mangiare il panin con la fartaia. Ecco. Beh, è sobrio il panin con la fartaia. È una tradizione. Io non sono pordenonese, anzi, il contrario, sei di San Vito Tagliamento,
ma dalle mie parti è una tradizione che ho assunto anch'io. Il pan, perché poi è Sì, ma della traduci in città, italiano, per favore, traduci in il italiano, panino Pelle. con la frittata. Il panino con la frittata. Frattaglia, con la frattaglia. Frittata. Sì, no, tu hai detto frattaglia. No, fartaglia, in Ah, dialetto, paninco a Madonna, che fartaglia. dialetto. Oh, vi lamentate del nostro dialetto, ma il vostro, ragazzi. Io mi sono mai lamentato. No, sto scherzando, in generale. Io amo No, i ma dialetti scherzi. I dialetti sono delle lingue, dai. il modo, sono le lingue madri, quindi quando ti esprimi in dialetto non c'è la mediazione. L'italiano invece, che per me, questo lo dico io, non lo dicono i linguisti, è una lingua scritta, quando ti esprimi, quando lo adoperi, e tu che sei attore lo sai meglio di me, devi comunque avere, è come se tu dovessi avere una piantina geografica, una cartina geografica per orientarti. Vero, La lingua è bellissima, però vero. io stesso che non sono un parlante o un pensante in dialetto, faccio riferimento a quella che è stata comunque una lingua. Purtroppo il friulano lo capisco, lo scrivo, ma non ce l'ho sulla punta delle dita, per esprimermi in modo, diciamo, più immediato, più... Allora, dicevo che domani sarà una puntata sobria, ma sarà una specie di movie time della liberazione, perché ci sarà una panoramica su 10 film che in qualche modo rompono con questo conformismo che ormai da anni, guardate, non è simpatico che io parli così da dietro questo microfono, perché è chiaro da che parte stai, però io so una cosa: da quando ero ragazzo non sapevo neanche cosa fosse la politica. Per me il 25 aprile era San Marco e quell'altra roba è sempre stata una festa politica, quindi particolarmente di partito. Quindi adesso sembra che uno si esprima così per compiacere o perché comunque leghista, muso duro, beretta fracata. Per me, quindi non prendetevela se invece amate il 25 aprile in modo sano. Io vedo molto conformismo e con Vincent abbiamo preparato 10 film. Tra l'altro, Vincent, sai cosa? Poi io metto insieme anche, sai che ho la mania del Mereghetti e Sì. quindi che Che è una salutiamo. bellissima panoramica. È molto diciamo varia. Sì, varia. Beh, perché diciamo che il 70% è opera tua, Pelle, dai, perché è così. Parliamo di film che... Alba Rossa l'ho scoperto. No, ma l'avevi detto tu, Alba Sì, Rossa. questa è una intuizione reciproca, Alba Ci Rossa. sono anche dei film, per esempio, di cui parleremo domani, poi ne parlerà Vincent con la Ne bravura parleremo e insieme. No, ne la parleremo insieme perché è un competenza. argomento criptico per me, questo Per dei film esempio, politici. il Mereghetti dice che Si vivono è un film di sinistra, ma il modo, diciamo, il modo di convincere in maniera subliminale i cittadini, come si vede in questo film, mi fa venire in mente Orwell, che diciamo denunciava i totalitarismi. Che è presente con un film che è presente, diciamo, tratto dai racconti di Orwell, che lui Purtroppo partecipò alla guerra in Spagna. io lo scrissi, ho avuto coraggio perché era regista di regime considerato, Martinelli, che invece del regime leghista, intendo dire. Sì. Mi ricordo che dopo aver visto Vaillant, film vergognoso, dove c'è il bigino, mi dicono, no? I vecchi bigini del cinema ti dicevano le regole da seguire. Allora c'era una regola che quello che mostrava la foto della moglie e dei figli nella scena successiva moriva. Lui nel 2001 ha usato queste regole qua. E scrissi, mi ricordo, c'è da chiedersi cosa abbia fatto di male il cinema a Martinelli perché lui si vendichi così. E avete messo Porzus, francamente anche no. Dai, anche su consiglio dei Però, nostri amici che ci ascoltano, dai. sì, ma è un consiglio sbagliatissimo. Questo, allora, è un consiglio, è una carissima persona, ma è un anticomunista. Lui ragiona con la mentalità dell'anticomunista, lo so, ragiona di testa sua, però c'ha questo... Quindi... Beh, del resto mi hai detto anche a me dell'anticomunista ieri e ti ho detto giusto. Ma allora io capisco quel senso di giustizia per cui Porzus parla delle foibe, se non sbaglio, e vedere come la spocchia delle persone di sinistra hanno nascosto quello che è un
una loro vergogna ti fa venire sentimenti di rivalsa, questo lo capisco, ma Martinelli no. C'è Alba Rossa che mi ha permesso lo conoscevo abbastanza, ma di apprezzarlo meglio, un grandissimo regista come Milius. Sceneggiatore di Apocalypse Now, di tanti grandi bei film. C'è, Un mercoledì da leone. come si chiamava quella ragazza che faceva la regista e il tecnico che veniva dalle Marche, anche lei attrice, qui in radio? Cristiana? La Cristiana mi aveva parlato benissimo e tantissimo di Goodbye Lenin, che Sì, tu che hai inserito tra nella... altre cose interpretato da un giovane Daniel Bruel, che è un attore tedesco che oggi uno è conosciutissimo, ha fatto film della Madonna, è stato anche preso da Quentin Tarantino in Bastardi senza gloria, è stato il nemico negli Avengers, in Capitan America and the Winter Soldier, che lui era il dottor Zumo, insomma. Comunque c'è uno anche... che tanti film li ha fatti, ed è un giovanissimo Alex in Goodbye Lenin, che è una visione particolare. E poi c'è anche Della caduta del muro di Berlino. un classico del cinema italiano dei primissimi anni 70, La classe operaia va in paradiso, e poi un altro consiglio di un ascolto, siamo stati un po' troppo democratici, speriamo bene, Sì. Benvenuti ma non troppo, che è un film francese. Quello francese di cui parlavamo ieri, che ci sfuggiva il titolo, che la clip è divertente. A proposito, quello del titolo del film del film italiano, c'è protagonista Gian Maria Volonté, Sì, la classe operaia. La classe operaia, che parlavamo ieri del padrone in azienda, eccetera, che tu hai vissuto in prima persona, mi sembra. È meglio non ricordarlo. Scusa Pelle, ma siccome adesso c'è da dare il cambio, come Filippo Inzaghi ha sostituito 4 giocatori, adesso esce Simone e tra pochissimo lo sostituisce Sveva. Allora, bene, andiamo di sigla. Eccola qua. Sveva, entra. Come Filippo Inzaghi ti dai il cambio con Simone. Lui va in panchina. Metti la sigla che si sente tutto. Sono 3 pere che ti aspettano di là in redazione. Pubblicità. Dal produttore al consumatore, Sicorbet produce impianti d'allarme per case, negozi, uffici e capannoni, e oggi ti presenta Dialogos, l'unico antifurto senza fili che ti permette di rimanere in casa d'allarme inserito e a finestre aperte. Sicorbet offre l'impianto d'allarme senza fili a partire da €950 con 2 anni di garanzia integrale. Telefonate subito al numero 348 71 59 492 per conoscere Dialogos, e alle prime 5 telefonate il combinatore telefonico è in regalo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce. Oscurità. L'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Eccoci in diretta, in simultanea, ed è arrivato il momento dei genetriaci, ricorrenze e commemorazioni di giovedì Zoibe 24 aprile, che è il quinto giorno di Fiorile, mese del calendario repubblicano, l'anno domini il 2025, che dir si voglia. È una data, c'è una ricorrenza tragica, il genocidio degli armeni, compiuto nell'impero ottomano Young Turks nel 1915. Si dice che Hitler si sia ispirato a certe tecniche adoperate proprio dai turchi nei confronti degli armeni. Le cifre 600.000, 1 milione e mezzo, è comunque qualcosa di enorme, qualcosa di sentito. Mi ricordo, era il 2004 credo, c'era un bellissimo convegno in un'isola veneziana, c'erano degli intellettuali di vario tipo. Mi ricordo un confronto pacato, molto diciamo intellettuale davvero, tra uno scrittore turco che sosteneva il massacro degli armeni, il genocidio, nel senso che lo riconosceva, mentre il regime turco, c'era già Erdogan credo all'epoca, chiamiamolo regime, comunque era negazionista, e c'era questo intellettuale di origine armena. Però a un certo punto ci furono delle, diciamo, divergenze, e mi ricordo gli occhi, lo sguardo dell'intellettuale armeno proprio letteralmente infuocato, quanto sia rimasto dentro, anche perché è negato, è sempre stato negato. Ci furono incidenti diplomatici all'epoca, perché non ricordo se c'era già Sarkozy, aveva
la Francia aveva riconosciuto il massacro, il genocidio degli armeni, e c'erano stati dei veri e propri incidenti diplomatici. In Italia, siccome all'epoca, in primis Romano Prodi, che era commissario europeo, volevano far entrare la Turchia in Europa, in Italia il dibattito, come sempre, come spesso accade, se vi ricordate, si dipinse di pittura politica, per cui chi voleva riconoscere il genocidio armeno era leghista e quindi non andava bene. Gli altri erano quelli di sinistra che non volevano riconoscere il genocidio armeno perché avrebbe significato islamofobia, razzismo verso i turchi, eccetera. Alla fine i turchi non ne vogliono, ma neanche se vai là, ma neanche se vanno la Van der Leyen, tutti quelli che ci sono vanno in ginocchio a Erdogan, vieni in Europa. Infatti sta andando nei BRICS. E io non so perché l'ho segnata, festa di Ogou Badagri, che è il padre di tutti gli uomini, e Loa, padre della guerra. È una festa voodoo. E andiamo allora con i genetriaci veri e propri. Vi segnalo anche che poi ci sarà la rubrica naturalmente dei sondaggetti, i rilevamenti demoscopici, e anche la musica per voi. Oggi l'avete già sentito, l'ha messo Sveva, che si è avvicendata. Benvenuta naturalmente Sveva la grande, Sveva che ci ha fornito di Barbra Streisand, giusto per cominciare, giusto per toccarla piano. Barbra Streisand, hai presente? Forse te l'ho già detta questa, sì. Visto che sono i genetriaci, usiamo le frasi. Disse Barbra Streisand di Robert Redford, hai presente l'attore Robert Redford? Per portarselo a letto basta dirgli che è intelligente. Questo per dire, mi ricordo un bellissimo documentario, non sulle reti nazionali, su Barbra Streisand e tutto il suo cammino e percorso artistico. È fenomenale. Poi abbiamo sempre come offerta un ex punk, uno dei fondatori dei Damned, uno dei primi gruppi punk successivi ai Sex Pistols, che si mise diciamo in proprio, Ray Bones, e diventò Captain Sensible ed ebbe un certo successo con la musica pop. Allora, Giuseppe Baretti, un primo genetriaco che tra i tanti pseudonimi aveva scelto anche quello, si firmava anche come Aristarco Scannabue. La poesia consiste nel dire studiatamente una cosa comune. Hai capito? Poi abbiamo da Alessandria, uno dei padri del caffè, che è curioso perché il caffè per tutti è napoletano, però le marche di maggior rilievo, allora Lavazza era alessandrino, mentre Bialetti viene dalla zona del Verbano, se non ricordo male. Se siete del Verbano, tanto siete tutti, allora non vi fate mai vivi, no? Ma siete in agguato. Sono lì gli ascoltatori, giustamente si fanno anche gli affari propri, eccetera, magari fanno anche altro, tu inciampi, dici una cosa inesatta, pam! Arriva pericolo! Allora, mi ha incuriosito. Dicono comunque che la bontà del caffè napoletano sia dovuto anche al fatto della salinità dell'acqua, essendo città di mare. Difatti, per esempio, lo posso dire direttamente, i caffè non è pubblicità, ma il caffè a Trieste e a Venezia sono buonissimi, sono fantastici. Quello di Napoli non ho mai provato, però ho provato la moka alla napoletana, quella che si rovescia, e può venire buono. E comunque sto parlando troppo oggi, ma queste sono cose che si possono dire perché anche se non fanno parte della politica e del giornalismo, l'acqua è fondamentale, perché io ricordo più di 30 anni fa ci furono i primi hard discount dalle mie parti e comprammo
del caffè a pochi soldi, Rosalia e io intendo, no? Facendo la spesa. Un caffè imbevibile, inqualificabile, indecente. Non so come andammo in vacanza, qualche giorno di vacanza, in montagna a Clout. L'acqua di montagna sono quasi un po' meno di 1000 metri. Là l'acqua, francamente, cioè, non andrei mai a vendere acqua minerale a Clout perché l'acqua è favolo, sto parlando di 34-35 anni fa. E mi ricordo che il caffè con l'acqua di Clout veniva buono, quel caffè lì orrendo, che non so come ce lo siamo portati via, forse per fare, non so se Rosalia c'è caffè latte, roba del genere. Va bene, comunque, io ve l'ho detta, Pupella Maggio, lei si chiamava Giustina, ma siccome l'hanno messa in scena 2 anni, era Pupatella e poi divenne Pupella, attrice napoletana, quindi siamo proprio Napoli in fabula. Vestivamo alla marinara Suni, Susanna Agnelli, non solo sorella di, è stata anche ministro degli esteri, e appunto il suo libro negli anni 70, Vestivamo la marinara, fu un grande successo editoriale. Richard Donner, il regista tra gli altri anche di Lady Hawk, e poi, glielo dicevo prima a Vincent, c'è René Longarini. Allora, René Longarini era di origini istriane, ma pordenonese di nascita, ed ebbe una popolarità, più che discreta, una notevole popolarità, perché faceva parte dello staff di una trasmissione che ebbe un successo enorme con Enzo Tortora, a Portobello. Credo che Enzo Tortora la chiamasse Nostra Signora delle Telecamere, qualcosa del genere. Ma pochi sanno che, forse non tutti sanno, che René Longarini appariva, allora siamo nella fine degli anni 70, nel 1960 René Longarini appariva in La dolce vita di Fellini, in una delle ultime scene, tra l'altro. Lei era mannequin, modella anche, molto elegante, molto bella, molto algida. Poi abbiamo allora ho scoperto, pensavo, chi dei due, tra Warren Beatty e Shirley MacLaine, chi dei due usa lo pseudonimo, il nom de plume? Sono fratelli, sono attori, sono famosi, hanno vinto entrambi l'Oscar. E nessuno dei due, perché il loro cognome è MacLaine Beatty, e quindi uno ha usato una parte e l'altro l'altra. Ma oggi è il compleanno genetrico di Shirley MacLaine, non di Warren Beatty, che fu per un certo periodo fidanzato di Madonna, e lei ufficialmente lo chiamava Pussy Man, e non scendo nei dettagli, non voglio spiegare il perché. La grandissima Barba Streisand l'abbiamo già detta. Poi entra a far parte della musica per voi Tony Visconti, che è stato un produttore che è produttore discografico e che ha suonato anche con David Bowie, che ha prodotto album storici come Diamond Dogs, come Heroes, come Lodger, quindi abbiamo un grandissimo musicista, anche se magari non conosciutissimo ai più. Poi abbiamo un creatore di moda, lo stilista Jean-Paul Gaultier, Pret-à-Porter. Ha scritto: gli abiti sono costosi, bisogna avere fiducia in loro. E poi abbiamo un attore protagonista di un film di Oliver Stone, un film che sicuramente piace a chi ama la radio, ma è piaciuto anche a me. Talk Radio. Eric Bogosian, l'attore, che è di origini armene, guarda un po', quando si dicono le coincidenze. Talk Radio, un film che
non so se fosse già diventato famoso con Platoon, Oliver Stone, o fosse, diciamo, sempre nella fine anni 80, credo. Poi ve l'ho detto, Ray Bones, uno dei fondatori dei Damned, gruppo storico del punk, alias Capitan Sensible. E poi la famosa o famigerata gnocca senza testa. Vi ricordate? In una delle sue prime apparizioni in un talk show televisivo ci sentì fuori onda una voce dire: ma è proprio una gnocca senza testa. Sto parlando di Rula Gebreal, che tra le altre cose ha anche il, diciamo, è piuttosto sensibile, insomma, sa scegliere bene i suoi compagni, perché è stata compagna di un regista famoso, un po' d'élite come Julian Schnabel, e poi è stata anche forse moglie o compagna di un banchiere della Goldman Sachs. La grande, bella, brava, meravigliosa, simpaticissima Rula Gebreal. Allora direi di dare un contributo musicale, un contributo di musica per voi, e poi riprendiamo con i rilevamenti demoscopici.
Riprendiamo sempre in diretta con voi e con noi. Diamo qualche aggiornamento dalle nostre agenzie di riferimento. Non ce l'ha fatta la maestra Elena Maraga. No, è ancora viva e sta benissimo, anzi direi che è veramente in formidabile salute, ma è stata licenziata dalla scuola cattolica privata per cui lavorava, vi ricordate, ne abbiamo parlato anche in una radio. Lei ha aperto un profilo su OnlyFans per, diciamo, arrotondare. Il padre di un suo alunno ha visto questo profilo, lo ha scambiato con gli amici, poi sono venuti a sapere, la direttrice scolastica della scuola è venuta a saperlo e ha licenziato. Ha detto: impugnerò il licenziamento, accettarlo sarebbe farmi calpestare 2 volte. Ce la faccia, nel senso non ce la fate a venire a capo, ma scusate, ecco qua. Poi migliaia in coda per l'addio a Francesco, 50.000 fedeli gli hanno già reso omaggio. 2 comuni bresciani annullano le celebrazioni del 25 aprile. Attacco su Kiev, 9 morti, 63 feriti. Mosca ribadisce risposta nucleare in caso di aggressione. Uccise il figlio e si suicidò. Il ragazzo voleva proteggere la madre. Trasmissione quantistica da record su normali fibre ottiche. Vediamo l'apertura del Corriere. Il medico, gli ultimi minuti di Papa Francesco, aveva gli occhi aperti, non ha risposto. Non c'era più nulla da fare. Vediamo se abbiamo una telefonata, altrimenti possiamo passare. Diretta web, possibile incontro fra Trump e von der Leyen sabato a Roma, San Pietro, file di 2 chilometri. Allora, se c'è una telefonata, perfetto. Allora, la parola chi ce l'ha e poi ci sono i sondaggetti. Pronto? Sì, buongiorno signor Pellegrini, non potevo dare questa notizia. Allora, vorrei parlare di Venezia, la più bella città del mondo, che domani è la sua festa. E allora devo dare 2 notizie. La prima è però di qualche annetto fa, 25 aprile, mi sembra 1684. Andiamo indietro di un bel po'. La guerra di Morea, cioè l'ultimo sogno espansionistico della Serenissima. Aspetta che abbasso tutto, scusi che abbasso tutta la radio, se no dopo c'è il rimbombo. E allora 2 parole, perché agli ordini del doge Francesco Morosini la flotta e le truppe di terra veneziana sottraggono agli ottomani il Peloponneso e il Mar Egeo, ma sarà purtroppo una conquista di breve durata, perché dopo 15 anni arrivò Napoleone, cosa fece? Fece man bassa di tutto. E questa è una notizia. Seconda notizia, i risi e i bisi, voglio dire che la ricetta, che domani la farò anch'io, tra parentesi, la faccio tutti gli anni, anche perché ho 6 persone a pranzo. Se vuole le dico 2 parole dei risi e bisi. Assolutamente. Erano e sono tuttora il piatto tradizionale della festa di San Marco, cioè domani 25 aprile. La festa più importante per Venezia. Era il piatto che mai mancava al pranzo offerto dal doge, il quale era titolare del privilegio di assaggiarlo per primo, in assoluto. Era talmente apprezzato da richiedere forti importazioni di questo ortaggio da Genova e dalla Riviera di Ponente, mi sembra, dove grazie alle più favorevoli condizioni climatiche rispetto a quelle delle isole lagunari, i piselli naturalmente prima. Tutto qua. Grazie. E buona festa anche a lei per domani. Grazie signora Lisetta, grazie di cuore, perché risi e bisi era un piatto che piaceva tantissimo a mio papà, che era veneziano di campagna. Allora, sondaggio XE, Fratelli d'Italia 28,6, PD 21,8, 5 Stelle 13,1, Forza Italia 9,2, Lega 8,8, Alleanza Verdi Sinistra 6,7. Fiducia nell'Unione Europea 45 contro
55, 37-47, 58 contro 58. Fiducia in Mattarella 73 contro 28. Fiducia nel governo Meloni 40 contro 59. Fiducia nelle forze di opposizione 21 fiducia, 79 niente fiducia. I personaggi politici fiducia 54 Draghi, 43 Meloni, Tajani 32, Conte 29, Schlein 24, Salvini 22. Chiudiamo, se casomai ci fosse stata la condivision, e andiamo con l'ultimo sondaggetto della giornata. Euromedia, committente Euroweek News, e abbiamo i poteri. Lei pensa che l'introduzione dei poteri sostitutivi, si parla di autonomia, esercitabili dal governo nei casi in cui le regioni si dimostrano inadempienti circa i provvedimenti da attuare per ridurre le liste d'attesa, non c'è autonomia, la sanità. Allora è giusto 45,4, no 25,7, non sa 28,9. Lei crede che questo tira in molla tra regioni e governo porterà un ulteriore peggioramento? Sì 50,2, no 20. 13:31, stop. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi televisore del cazzo. Scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici. Va ora in onda Oltre la pagina. Eccoci, sempre in diretta. Qualche piccolo problema per recuperare i nostri, il nostro ospite che vi ho detto è Gianmaria De Francesco di Il Giornale. Vediamo se riusciamo, perché abbiamo
molta carne al fuoco, per parlare. Scusami, allora vediamo se riusciamo a contattarlo, perché ve l'ho detto, è stato approvato in Consiglio dei Ministri un decreto correttivo sull'IRPEF. Nel 2025 i lavoratori dipendenti pensionati privi di redditi aggiuntivi non dovranno versare alcun acconto. Questo intervento è stato preso perché si è reso necessario per correggere un difetto di coordinamento tra il decreto legislativo del 2023 attuativo della delega fiscale e la legge di bilancio del 2025. A copertura dell'onere si provvederà mediante corrispondente riduzione del fondo MEF per la sistemazione contabile delle partite IVA iscritte al conto sospeso. Insomma, diciamo un po' una partita di giro per non danneggiare chi si sarebbe visto, diciamo, trattato in un certo qual modo. Allora, ancora non riusciamo ad avere il allora, metti un attimo un jingle. Sì. Allora. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina. Allora, chiedo scusa. Allora, dovremmo avere proprio a strettissimo giro di posta il collegamento Gianmaria De Francesco per parlarvi del quadro economico con quella che sicuramente è una buona notizia, ovvero il provvedimento sull'IRPEF che permetterà ai lavoratori dipendenti e pensionati privi di redditi aggiuntivi di non versare alcun acconto. Vediamo. Allora, non so se è Skype o in telefono. L'abbiamo al telefono, abbiamo Gianmaria De Francesco. Bentornato Gianmaria, grazie per essere ai nostri microfoni. Ciao a tutti, sono molto contento di essere ritornato. Grazie Gianmaria. Allora, una buona notizia credo, quella sull'IRPEF che diciamo risparmierà, va a correggere alcune diciamo discrepanze e va diciamo a premiare insomma lavoratori dipendenti e pensionati. Questa è la prima notizia. Poi faccio il riassunto e poi ti do la parola per riepilogare tutto. Tu un po' degli articoli che hai toccato in queste ultime settimane, un quadro economico mondiale a ribasso, c'è anche la botta dei dazi eccetera, ma mi ha colpito il fatto che era stata fatta dell'ironia sui 10 miliardi di investimenti negli USA stabiliti dopo l'incontro tra Trump e Giorgia Meloni. Invece tu hai spiegato come l'Italia abbia anche, diciamo, nel suo carnet, a parte la manifattura, la seconda manifattura europea, ma anche delle aziende, delle multinazionali, a partire da Leonardo, che stanno facendo e possono incrementare gli affari in territorio statunitense. Allora partiamo dall'IRPEF. Credo sia qualcosa di positivo da dire ai nostri ascoltatori. Sì, assolutamente. Era una discrepanza dovuta al fatto che la legge di bilancio dell'anno scorso aveva accorpato le prime due aliquote IRPEF, quella del 23 e del 25, ma solo per il 2024. Poi con la legge di bilancio del 2025 questa
questo accorpamento, che poi è una riduzione della pressione fiscale fino a 28.000 euro, è stato reso strutturale. Però nel passaggio da 2024 a 2025, per quanto riguarda le dichiarazioni dei redditi, gli acconti venivano, per chi eventualmente l'avesse già fatto, però si tratta veramente di una minoranza, perché diciamo adesso sta partendo il treno delle dichiarazioni dei redditi con 7,30 e redditi, quindi in quel caso l'acconto veniva calcolato con le vecchie 4 aliquote, cioè 23, 25, 35 e 43%. Adesso con questo decreto che costa 245 milioni, ma solo per quest'anno, perché poi diciamo, essendo il taglio strutturale non è più previsto alcunché, gli acconti IRPEF saranno calcolati con le 3 aliquote in vigore, che sono 23, 35 e 43. E per diciamo per il monoreddito non c'è problema, perché fondamentalmente l'acconto si paga solamente se il debito IRPEF è superiore a 51 euro, quindi per i redditi medio-bassi e soprattutto per chi è monoreddito, quindi pensionati, lavoratori dipendenti, eccetera, eccetera, non si paga proprio per niente. Si comincia a pagare quando il debito IRPEF riferito all'anno precedente eccede fondamentalmente i 200 euro, 250, e soprattutto si paga quando si hanno 2 redditi, per esempio il reddito del proprio lavoro e il reddito, che ne so, di una casa affittata, e quindi in quel caso si paga, perché fondamentalmente il reddito da locazione va a incidere sull'aliquota marginale, a meno che non sia affittata diciamo in maniera agevolata, e allora lì si paga il 21% quando viene affittata a famiglie, oppure si paga solo il 10% sui redditi da locazione a canone concordato, eccetera, eccetera. Diciamo chi ha invece un piano terra e lo affitta a bottega, lì va a pagare proprio il massimo dell'IRPEF applicato al suo reddito, perché si somma. Certo. Niente, e quindi per questo discorso è stato sanato. Gianmaria, scusami, sul quadro, volevo passare al quadro internazionale. Oggi tra l'altro tu riporti anche la notizia di questo disgelo tra Trump e la Cina, che è stato preso con grande favore dalle borse, come è scritto. E comunque il quadro del PIL, anche prima della questione dei dazi, era un po' a ribasso per tutti, per l'Italia, ma anche per la Francia. No, la Francia forse era la Germania. No, la Francia sì, la Germania ormai quest'anno è crescita zero, per cui dopo 2 anni di recessione, con l'incertezza, col calo del commercio mondiale, quest'anno avrebbe dovuto crescere di uno 0, come l'Italia, e non cresce. Gianmaria, volevo riprendere una frase. Intanto questo disgelo, se cosa c'è da aspettarsi tra Trump e la Cina. Poi quella frase che tu hai riportato dal direttore dell'FMI, il Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva: il sistema che è governato per 80 anni è soggetto a un riassetto, stiamo entrando in una nuova era. Cosa possiamo dire? La globalizzazione, the end per la globalizzazione, o comunque inizia una nuova era per la globalizzazione? Sicuramente siamo in una terra incognita, nel senso che non sappiamo come si strutturerà il nuovo ordine. L'unica cosa che possiamo dire è che gli Stati Uniti e la Cina vorrebbero parlarsi, però è notizia di poche ore fa. La Cina vorrebbe anche degli atti concreti da parte degli Stati Uniti
prima di avviare il dialogo, cioè vorrebbe che gli Stati Uniti abbassassero i dazi almeno nella parte relativa a, come dire, alla punizione, fra virgolette, inflitta da Trump alla Cina, cioè nella parte eccedente, quella del 60-65% che era stato annunciato inizialmente. Poi Trump li ha portati al 145% e questo alla Cina non sta bene. Insomma, vorrebbe un gesto di buona volontà. Comunque Georgieva non ha detto una cosa sbagliata. Siamo sicuramente in una fase nuova, è finito il tempo nato dagli accordi di Bretton Woods, cioè dell'accordo precedente alla fine della seconda guerra mondiale, di un ordine mondiale, soprattutto a livello economico, fondato sistematicamente sul dollaro, diciamo. Quindi che cosa ne verrà fuori è ancora presto per dirlo. Diciamo che il mondo potrebbe andare verso una sistemazione multipolare, gli Stati Uniti da una parte, la Cina dall'altra, l'Europa non si sa che cosa farà, almeno al momento. E l'altra cosa che si può dire è che sicuramente, a meno che non ci sorprenda e non è escluso, Trump quello che vuole fare è riportare un po' indietro le lancette, cioè rivitalizzare la produzione industriale americana, che non è che vada male, però come tutti i paesi occidentali ha demandato le produzioni a basso costo, anche altri tipi di produzioni funzionali a quelle più tecnologiche. Pensiamo ad esempio ai computer, ai cellulari, di cui molte parti sono prodotti in Cina perché costa di meno. Ecco, Trump vuole riportare tutto negli Stati Uniti, almeno questa è l'intenzione, poi si vedrà, e quindi diciamo porte spalancate a chi investe lì e dazi invece a chi vuole esportare negli Stati Uniti. Per l'Italia, gli Stati Uniti, Gianmaria, ho trovato molto interessante anche perché è una cosa che abbiamo davanti agli occhi, ma non ci viene spiegata, e tu invece l'hai spiegata molto bene in un articolo di qualche giorno fa. Investire negli Stati Uniti, i 10 miliardi preannunciati di investimenti faranno il bene ai colossi italiani come Leonardo, ma non solo pubblici, ma anche privati, anche Pirelli, Tronchetti Provera ha annunciato l'aumento degli investimenti, la Brembo, e poi oltre a Leonardo, l'Enel, quindi non era, l'avevano fatta passare come una corbelleria, al contrario mi sembra, quei 10 miliardi preannunciati. No, assolutamente, le grandi aziende italiane sono tutte presenti negli Stati Uniti, non solo come filiali, ma nei casi citati hanno anche delle attività vere e proprie. Leonardo ha DRS, che sono le tecnologie per gli elicotteri e anche per i radar. Cioè a Leonardo investire di più negli Stati Uniti non è che modifichi di molto i piani. Lo stesso vale per Eni, che ha dei campi fotovoltaici, laboratori per il green, e Enel ha pure il nucleare, Brembo ovviamente producendo freni per le auto, è molto vicina a Detroit come stabilimento, cioè non vale lo stesso per Pirelli e le gomme, perché anche lì ha detto già Tronchetti Provera che aumenterà gli investimenti. Non è questo il discorso, cioè non è l'Italia che si va ad inginocchiare nei confronti di Trump dicendo che investe, anche perché 10 miliardi è poca roba, anche se sono tanti soldi, però se uno vede quello che hanno promesso a Trump le grandi
case farmaceutiche. Ieri Roche ha parlato di 50 miliardi in 10 anni. Per l'Italia, se Roche vale di più, anche chi è già statunitense come la Johnson Johnson ha detto che investirà tantissimo sulle fabbriche americane. Cioè, è questo il discorso, cioè portare la produzione lì, investire ancora di più, posti di lavoro, eccetera, eccetera. Ora, considerato chi c'è già, per l'Italia non cambia niente, ci sono solo vantaggi, visto che siamo anche un paese esportatore. Per chi non esporta o chi vorrebbe esportare, qualche problema ci sarà, ma qui diciamo, è una nostra questione di politica interna, perché poi tutti non è che tutti siano Ferrari o Prada che producono in Italia e possono vendere in tutto il mondo, cioè Prada quello che produce in Italia, perché anche Prada delocalizza, però diciamo è un grande nome del Made in Italy, certo. La ricerca, la progettazione, è tutto il meglio dell'alto di gamma delle loro linee qui a Milano. Però cioè, gli altri piccoli che cosa fanno? Cioè, ma questo è un discorso che riguarda la politica, cioè che poi in questo nuovo contesto chi vuole esportare deve farsi venire delle idee. Gianmaria, noi abbiamo esaurito lo spazio, allora io saluto e ringrazio Gianmaria De Francesco de Il Giornale, e a risentirci a presto e grazie ancora. Grazie a voi, a risentirci. Qui Parlamento. Allora, da Palazzo Madama abbiamo in collegamento la senatrice Tilde Minasi. Sentivamo parlare proprio delle piccole imprese. Tra le tante cose contenute nel decreto bolletta varato in via definitiva al Senato ieri, ci sono anche 600 milioni per la transizione energetica per le imprese. Allora, abbiamo Tilde Minasi, la senatrice Tilde Minasi al telefono. Benvenuta e grazie per essere qui con noi, senatrice. Grazie a voi per l'invito e buon pomeriggio anche a tutti i suoi ascoltatori. Allora, il decreto bollette, molte buone notizie. Le do la parola per riepilogare quello che verrà in tasca a molti cittadini. Sì, diciamo che è un decreto che arriva in un momento delicato per il Paese, caratterizzato appunto da ancora un importante aumento dei prezzi dell'energia che si sono registrati fra fine del 2024 e inizio del 2025, rendendo quindi difficoltoso per i cittadini ma anche per le imprese sostenere i prezzi delle bollette. È un decreto per intervenire su queste fragilità, ma anche offre un quadro di stabilità e prospettiva nel medio periodo. Innanzitutto il testo prevede un contributo straordinario di 200 euro per le famiglie con ISA inferiore a 25.000 euro, contributo che si affianca già ai bonus sociali preesistenti, perché già il governo era intervenuto su questa problematica che purtroppo si trascina da lungo tempo. Poi sono previste delle tutele per i soggetti più vulnerabili, come per esempio la previsione che garantisce la continuità nella fornitura dell'energia elettrica ai soggetti più deboli anche in assenza di un contratto con il mercato libero, e introduce poi il divieto di pignoramento dell'unica abitazione per i debiti condominiali inferiori a 5.000 euro. E poi c'è ancora, grazie a un emendamento della Lega, la possibilità per i soggetti più fragili di poter continuare a beneficiare del regime di tutela del mercato senza un passaggio automatico al mercato libero. Quindi si tratta di misure che sono di grandissima civiltà e giustizia sociale, però ovviamente il decreto non si è fermato solo a questo, perché credo che per arrivare a soluzioni stabili e strutturali
è fondamentale gettare le basi per costruirle, quindi un'altra rilevante previsione è il rafforzamento del sistema delle comunità energetiche rinnovabili. Infatti il testo amplia la platea dei soggetti ammessi alla costituzione di tali comunità, introducendo enti pubblici, religiosi, il terzo settore, quindi favorendo la diffusione dell'autoproduzione e dell'autoconsumo collettivo in coerenza con quelli che sono gli obiettivi europei di decarbonizzazione e di partecipazione attiva dei cittadini alla transizione energetica. A livello industriale, come lei ricordava, il decreto appunto assegna altri 600 milioni di euro al Fondo per la transizione energetica nel settore produttivo, che sono risorse fondamentali per sostenere i processi di decarbonizzazione, ma anche di ammodernamento tecnologico, e in parallelo poi viene anche semplificato il quadro autorizzativo per gli impianti da fonti rinnovabili, appunto per cercare di velocizzare gli investimenti infrastrutturali nel settore dell'energia. Poi è prevista anche l'estensione delle misure agevolative anche alle strutture sanitarie, sociosanitarie, convenzionate ovviamente con il nostro Servizio Sanitario Nazionale, e anche alle IPAB. Poi è previsto anche un ulteriore stanziamento di 10 milioni di euro destinati alle piscine, ai centri sportivi, che spesso affrontano dei costi insostenibili per la gestione ordinaria, ma che vanno tutelati in quanto sono centri essenziali per la crescita dei ragazzi, ma in generale per la salute della popolazione, che passa anche attraverso lo sport. Il provvedimento poi interviene anche, cosa importantissima, sulla trasparenza del mercato dell'energia, perché introduce l'obbligo per i venditori di energia di notificare qualsiasi variazione contrattuale, però con comunicazioni che siano chiare e inequivocabili, e che l'utente può capire perché paga di più. Quindi viene anche proprio per questo motivo vengono rafforzati i poteri di vigilanza e sanzione di ARERA, proprio a garanzia di un mercato più equo, competitivo, ma soprattutto comprensibile da parte degli utenti. Quindi questo disegno di legge quindi nasce per far fronte a una situazione emergenziale, ma non è nei fatti solo una risposta all'emergenza, ma si colloca all'interno di una strategia coerente e di lungo respiro. Come gruppo Lega noi abbiamo contribuito con senso di responsabilità e con proposte concrete che ovviamente, lo dico con soddisfazione, sono state recepite e valorizzate nel testo finale. Tra l'altro questo decreto si colloca in modo coerente nel quadro di quelle che sono le scelte strutturali che proprio come Lega abbiamo promosso fin dall'inizio della legislatura, perché abbiamo sempre sostenuto che la sfida energetica non può essere affrontata con interventi episodici o visioni ideologiche, ma serve serietà, responsabilità e soprattutto visione. Quindi bene valorizzazione delle rinnovabili italiane, ma anche diversificazione delle fonti, e anzi colgo l'occasione per ribadire come una strategia energetica credibile non può e non deve escludere a priori il contributo del nucleare pulito e di ultima generazione come fonte stabile, sicura ed in linea con quelli che sono gli obiettivi di decarbonizzazione. Quindi noi continueremo a portare e sostenere questa battaglia e questo percorso fatto di scelte pragmatiche orientate all'interesse nazionale, perché il nostro obiettivo è garantire non solo un futuro energetico sostenibile, ma anche economicamente accessibile, senza sacrificare quello che è il nostro tessuto produttivo e senza abbandonare ovviamente le famiglie, che sono quelle che subiscono di più gli effetti dei rincari. Benissimo, allora la ringrazio anche per la sintesi e naturalmente anche perché questo è davvero un provvedimento che aiuta moltissime famiglie in un momento complicato, quindi è un ottimo segnale e anche un ottimo aiuto. Grazie allora alla senatrice Tilde Minasi e a risentirci a presto. Grazie a lei, buon lavoro.
Parlamento. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Kate Blanchett e Michael Fassbender in un avvincente spy thriller. Uccideresti per me, George? Farei qualsiasi cosa per te. Dal regista Steven Soderbergh. C'è una violazione. Chi è il sospettato? Tua moglie. Black Bag, doppio gioco, dal 30 aprile al cinema. Sara era importante. Troverò e ucciderò chi ha ammazzato mia moglie. Abbiamo trovato qualcosa in cui sei bravo. Non sei un assassino, Charlie. Hai considerato ciò che faccio bene? Officine Ugo presenta il nuovo film di Robert Guédillon. Mi può firmare qualche assegno in anticipo? Come vuole. Una commedia. Ruberai l'amore tra i piccoli di Mersin. Mia madre fa la badante e ha rubato degli assegni a suo padre. E ora che ha trovato un pollo da spennare? Non avevo l'impressione di darla. La Gazza Lava, dal 17 aprile al cinema. Questa è Floreana? Cosa si aspettava? Il paradiso? Quella vita è orribile, è frustrante. Il fallimento è inevitabile. Vi presento l'Hacienda Paradiso. È qui che la costruiremo. No. Il suo morso può ucciderti. Ogni cosa su quest'isola può ucciderti. È il momento di scegliere. Bye bye. Voglio che se ne vada dalla mia isola. Questa non è la sua isola. È la mia isola.
Allora, riprendiamo, diciamo c'è stato una variazione di scaletta per sopraggiunti impegni della senatrice Minasi che quindi abbiamo dovuto anticipare come collegamento. Le buone notizie restano comunque, ve lo ricordo ancora, quindi le bollette meno care grazie proprio al decreto omonimo, decreto legge bollette, quindi 99. Allora, 99 sì e 69 no, è un astenuto. Ve lo ricordo ancora, ci sono 200 euro per gli ISEE fino a 25.000 euro. Credo sia una fetta importante diciamo una platea piuttosto, credo sia piuttosto vasta di soggetti interessati. Allora, noi apriamo le linee, se volete approfittarne, sono a vostra disposizione, ricordo ancora il numero, quindi 0292 94722 ancora. E poi il WhatsApp 340 670 9659. Andiamo, quindi abbiamo un po', diciamo, un buco nella scaletta, vediamo un po' di riempirlo, magari leggiamo insieme qualche agenzia, l'ANSA, il Corriere, e poi lo sapete, prima di approdare dopo al Segui la Lega, lo sapete, il mio sito preferito, Dago Spia. C'è una telefonata, pronto? No, no, scusate. Avevo capito male io che mi avevi detto. No, la terza pagina, ve lo ricordo ancora, sarà insieme a Emanuele Ricucci, ve lo ricordo ancora, un libro molto interessante, Rivoluzionarie, storie di grandi donne per una grande Italia. Con la prefazione, me l'ho dimenticato, anche di Lucia Esposito, che è la capo della redazione cultura di Libero. Andiamo allora a vedere Xi Jinping ci ha raccontato stronzate per anni. Nella guerra in Ucraina non è mai stato neutrale. Gli ucraini hanno le prove che Pechino fornisce armi all'esercito russo. Una notizia che sorprende solo gli allocchi che avevano presa per buona la versione cinese. Ufficialmente il regime comunista è sempre negato di aver foraggiato l'armata di Putin, a cui ha giurato amicizia senza limiti, e si vede visto che Mosca fornisce a Pechino petrolio ed energia a basso costo. Kiev spera di usare la leva dell'interventismo cinese per convincere Trump a non abbandonare l'Ucraina al proprio destino. Della serie, se il tuo nemico è amico del mio nemico, dammosi la mano. PS, se la Cina ha mentito sulla guerra in Ucraina, possiamo prendere per buone le sue parole su altre questioni, una su tutte l'origine del Covid. Vi ricordate davvero alcune cose, forse ci siamo persi anche, ci siamo beccati troppo in quel periodo, in Novax, chi comunque aveva delle sue paure, chi non l'aveva, insomma, quello che ne parlavo anche l'altro giorno, non con voi. Quello che è accaduto, non si poteva dire che il Covid era di origine cinese, ve lo ricordate? Non si poteva dire. Poi intorno al già 2022-2023 un consigliere dello staff di Biden scrisse su un'importante rivista americana, non ricordo se era il New York Times o cosa, che c'erano delle prove che dimostravano che il Covid aveva origine cinese. Allora a quel punto lo hanno detto loro che sono i buoni, lo possono dire anche gli altri. E io mi ricordo anche quando circolò su YouTube un documentario, un vecchio documentario, un documentario di 3-4 anni prima, di Leonardo, se non sbaglio si chiamava Leonardo, era una trasmissione
forse lo è ancora, una trasmissione scientifica di Rai 3, trasmissione che è molto seria, me la ricordo quando mi capitava di vederla, fatta benissimo, con grandissima capacità divulgativa, capace di affrontare tematiche scientifiche complesse, ma di renderle, diciamo, fatemi dire la parolaccia, potabili anche a noi ignoranti, e non a caso mi risultava appunto una trasmissione più volte premiata. E apriti cielo, in quella trasmissione si dimostrava che il Covid Sveva se la ricorda, poteva essere creato in laboratorio. Lì abbiamo la prova di cosa? Poi come ti comporti? Non credi più a niente, ma ti conviene non credere più a niente. Devi mettere alla prova tutto quello che ti chiedono di credere, perché quello che mi colpì Sveva era spiegato benissimo, no? E quindi era l'esatta spiegazione di quelli di quello che molti dicevano essere successo. Adesso non mi ricordo neanche più la città del Covid, quella cinese. Wuhan, giusto. Hanno fatto intervenire il direttore di quella trasmissione, il direttore della non so se era era di Rai 3, ma poi era di un'altra, sempre della Rai, per dire no, ma si tratta, insomma, ha dovuto fare i salti mortali per senza naturalmente danneggiare il proprio prodotto, per dire che non poteva essere preso sul serio. E questo dà l'idea di come ci siano i mezzi, gli strumenti per prendere per il sedere le persone. Allora, deporta quanti immigrati ti pare, ma non devi rompere Erdazio. L'approvazione di Trump tracolla al 40%, un calo di 7 punti percentuali rispetto al febbraio, dovuto soprattutto ai timori per l'economia. Il 59% degli americani non è d'accordo con la guerra commerciale intavolata dal Tycoon e il 55% disapprova i tagli del Doge Musk. In compenso, la stretta sull'immigrazione è in cima alla lista delle cose che gli americani dicono di apprezzare. Che vita fa il figlio di un presidente? Quella di un recluso. Barron Trump, il figlio più piccolo di The Donald, è più piccolo, credo sia più di 2 metri, perché il papà è 1,90 e lui è più alto abbastanza di suo papà. Vive quasi completamente isolato dai coetanei. I suoi compagni all'università lo vedono solo durante le lezioni. Viene costantemente scortato dal Secret Service e non può, dei servizi segreti, insomma, e non può lasciare a nessuno il numero di telefono, né stare un po' da solo con gli amici. E il 19enne ha trovato un modo per rimanere in contatto con gli amici: usare la piattaforma di messaggistica della Xbox. Trovate in una cantina di New York le ceneri di Willy Ley, profeta del volo extraorbitale, che aveva previsto i viaggi dell'uomo nello spazio. Morto nel 1969 alla vigilia del lancio dell'Apollo 11, nel 1927 lo scrittore aveva fondato una società del volo spaziale con lo scopo di diffondere il concetto che i pianeti sono raggiungibili dall'umanità, se solo l'umanità si sforza di raggiungerli. Insomma, il nonno di Elon Musk praticamente. Adesso le ceneri potrebbero essere disperse in orbita sul... Bella, questa è romantica, questa è romanticissima, questa mi piace tanto. Papa Francesco, rivoluzionario fino in fondo, la clamorosa rivelazione di Sergio Alfieri, il chirurgo personale di Bergoglio. A gennaio Papa Francesco mi ha detto che dovevamo occuparci degli embrioni abbandonati. È stato netto: sono vita, non possiamo consentire che siano utilizzati per la sperimentazione oppure che vadano persi, sarebbe omicidio. Non c'è stato il tempo perché il Papa potesse rendere esecutiva la sua decisione e il mio impegno adesso sarà quello di realizzare questo suo desiderio. Per le esequie di Francesco a Roma atterreranno 170 delegazioni. Nelle prossime ore il cerimoniale della Santa Sede formalizzerà la disposizione dei posti per l'autorità sul sagrato della Basilica. Probabile che seguirà l'ordine alfabetico dei paesi in lingua francese. Trump dunque si accomoderebbe molto vicino, se non accanto a Macron. Poco più in là Meloni e molto molto lontano Zelensky.
Effetto Trump, gli scienziati scappano dagli Stati Uniti, i tagli del Caligola di Mar-a-Lago stanno spingendo sempre più ricercatori americani a cercare lavoro all'estero tra gennaio e marzo 2025. Il numero di scienziati statunitensi che ha cercato lavoro all'estero è aumentato del 32% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, mentre le domande di lavoro da parte dei ricercatori europei in America è calato del 41%. Ve lo dicevo prima, non ce l'ha fatta Elena Maraga, nel senso che hanno licenziato la maestra che si era iscritta, come si chiama? OnlyFans. Sapete che io non sono un santo, ma non so cosa sia OnlyFans, credo sia una roba che ha come riferimento qualcosa di la pornografia. Comunque, foto. E comunque lei aveva pubblicato queste foto, il papà di un alunno le aveva trovate, le aveva condivise con altri suoi amici, ne è venuto a sapere la dirigente scolastica e l'ha licenziata, ma lei ha detto che impugnerà il licenziamento. Il Lecce annuncia la morte del fisioterapista 38enne Graziano Fiorita, rinviata la partita con l'Atalanta. Da oltre 20 anni nelle file giallorosse, Fiorita si trovava nel ritiro di Coccaglio con la squadra che nel primo pomeriggio di oggi tornerà in Puglia. La partita contro l'Atalanta era prevista per domani al Gevis Stadium di Bergamo. Parolina, basta la parola. Avevo letto oggi qualcuno lo mette tra i favoriti. Tra i papabili c'è anche il segretario di Stato che ha abbattuto la muraglia dei cinesi e favorito il disgelo tra USA e Cuba. Il suo capolavoro diplomatico è l'accordo provvisorio tra Santa Sede e Pechino sulla nomina dei vescovi, quando un anno fa Papa Francesco rispose a una domanda sul coraggio della bandiera bianca, parlando solo dell'Ucraina, il cardinale Sottile chiarì l'appello, eccetera, eccetera. E poi se volete potete entrare dentro la notizia di cui Dagospia pubblica 8-9 righe di presentazione. Allora, il cortocircuito sulla Liberazione. Lo zar della CGIL, Maurizio Landini, insorge contro il ministro Musumeci che aveva invocato celebrazioni sobre per il 25 aprile, nei giorni del lutto per il Papa. Questo è un giorno di lotta. Renzi, Musumeci è fuori di testa. Beppe Sala conferma la manifestazione di Milano. Non so cosa voglia dire sobrio, bisognerebbe chiederlo al governo. Mastella si infuria. Quando la sinistra fa così mi fa molto incazzare. Poi orrore a Lamon. Lamon è il paese delle patate, mi sembra, in provincia di Belluno, dove un 49enne ha ucciso il figlio 17enne per motivi per vendicarsi della moglie. Ma andiamo avanti, perché qua c'è il calcio che non so cosa sia, qua c'è il tennis. Alcaraz si ritira per dei problemi alla gamba destra. Un faccia a faccia informale tra Ursula von der Leyen e Donald Trump ai funerali di Papa Francesco affonderebbe il super summit sognato da Giorgia Meloni. La premier immaginava di troneggiare come matrona romana tra maggio e giugno al tavolo dei negoziati USA-UE celebrata dai media di tutto il mondo, che non fosse solo nel cassetto, svelando il nulla cosmico dietro il viaggio alla Casa Bianca della scorsa settimana. L'unico risultato è stato la promessa di Trump di un vertice con Ursula senza data. Macron, Merz, Tusk, Sanchez non vogliono assolutamente la Meloni nel ruolo di mediatrice, perché non considerano assolutamente equidistante la fantastica leader che ha assaltato l'Europa. Copy Trump. E ancora vediamo. La casta non muore mai. L'ex ministro della Sanità Francesco De Lorenzo, arrestato nel 1994 con l'accusa di corruzione in uno dei filoni di Tangentopoli, riavrà il vitalizio parlamentare. L'ufficio di presidenza della Camera ha votato all'unanimità, anche con il parere favorevole dei 5 Stelle, per il ripristino dell'assegno sospeso per decenni. L'87enne De Lorenzo incasserà il vitalizio a decorrere dal 18 luglio del 2024.
dato in cui il tribunale ha deciso per la sua riabilitazione. E ancora qui vediamo un po'. Ho avuto paura di Selvaggia e potentissima. La passionaria animalista Daniela Martani attacca la Lucarelli. Arriva sempre dopo di me, è diventata vegana dopo di me, ha iniziato ad attaccare i Ferragnez dopo di me, ma riesce a neutralizzare l'avversario. È temibile, molto potente sul fronte dei vaccini, mi ha attaccato fortemente e questo ha inciso sul mio proseguio lavorativo. Sono state bandite da tutti i media. La risposta di Selvaggio: Daniela Marteni ha sviluppato un'ossessione nei miei confronti, sfociata spesso in episodi di violenza verbale e fisica. Andiamo a vedere adesso un malore, momenti di paura per James Senese, il musicista ottantenne è stato ricoverato e operato d'urgenza all'ospedale vecchio Pellegrini di Napoli a causa di un'ernia strozzata. Il sassofonista era impegnato nelle prove per il nuovo tour e quando si è sentito male, Senese ha rassicurato i fan. Non state a sentire quello che scrivono i giornali, è stata un'operazione di routine, sto benissimo, ci vediamo presto. Auguri naturalmente, non solo per quello, ma anche perché non conosco molto bene, ma mi è capitato di ascoltare questo musicista napoletano ed è davvero un virtuoso. E poi malore per Bobo Vieri in vacanza, l'ex calciatore di Juventus, Inter, Torino, Milan e Atletico Madrid. Uno dei pochi giocatori che può dire di aver giocato il derby di Milano di Torino con entrambe, cioè con tutte e quattro le maglie. Poi non so se ha giocato anche, aveva giocato con l'Atalanta e dopo non lo ricordo più. Comunque il bomber che sui social si mostra prima con una maschera per l'ossigeno e poi sdraiato su un lettino è stato ricoverato in ospedale durante il soggiorno alle Maldive con la famiglia. Il medico ha detto che fischia un po' il polmone destro. La moglie Costanza spiega: Bobo è partito già debilitato per la tosse e i dolori articolari, poi la situazione è peggiorata. Auguri naturalmente a questo grande bomber. Facciamo così adesso. Ci fermiamo per qualche minuto con la musica per voi. Riprendiamo con Segui la Lega.
Eccoci sempre in diretta, dunque vediamo se ci sono Fernando da Vicenza, però il messaggio era di prima, il messaggio dalle 10:40 e la firma alle 14:12. Ciao Fernando, dai ti leggo un Sioran, dai. Vediamo un po'. Vi sono pomeriggi d'autunno di una immobilità così melanconica che il respiro si arresta sulla rovina del tempo e nessun brivido può più animare il sorriso pietrificato dell'assenza dell'eternità. Ed è allora che comprendo un mondo post-apocalittico. E poi c'è Manzoni, vediamo Zakimort, la morte bionda. Questo non riesco a aprirlo. Zakimort sono dei fumetti e Manzoni deve avere qualche anno più di me, sono fumetti tra gli anni 60 e erano gli anni 60. Era sulla scorta di Diabolic praticamente, no? Perché poi venne fuori quelli del creatore di Alan Ford, che adesso non ricordo, e poi c'era anche, credo, Zakimort. Erano fumetti anche scabrosi, considerati 60 anni fa, rotti, più o meno. No, non rotti, ma più o meno 60 anni fa. E pensate che un po' meno di 60 anni fa, perché fino ai primi anni 70 parlavamo con Sveva del fatto che in giro non c'è nessuno, evidentemente c'è stato Ponte Lungo, mi parlava che una scuola dove c'è suo nipote stanno fino al 4. Pensa Sveva che chi ti parla, quando ho cominciato le scuole, intanto cominciavamo i primi di ottobre. Che bello. 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, patrono credo anche degli studenti, eccetera. Poi c'era il 2 novembre, ma c'era anche il 4 novembre. Poi, come c'è anche adesso, l'8 dicembre, Natale con l'Epifania. Natale. No, il Sant'Ambrogio non avevamo l'8, la cosa l'Immacolata, poi Natale, eccetera. Poi avevamo il 19 marzo, San Giuseppe, e poi avevo, dove ero a Pordenone, anche il primo giovedì di maggio, che era anche lì un'ascensione, qualcosa del genere. Poi il 29 giugno non si andava più a scuola, però stavano a casa gli operai, eccetera, il giorno, perché giustamente è il giorno del mio onomastico e si fa festa. Non scherziamo, a parte che c'è anche quell'altro, quello io festeggio San Pietro, San Luigi. Vediamo un po'. No, non siamo lontani come età. Però io Zakimort mi ricordo che vedevo le pubblicità forse sui Diaboli che giravano da ragazzino, ma non ho fatto in tempo a leggerla. Va bene, ma stavo rispondendo a Manzoni, è una corrispondenza privata. A lui dice clicca che si apre. Vediamo un po'. Ma se è un CBR, non so se abbiamo il programma di conversione. Vediamo. No. Segui la Lega prima che la Lega segua te, la sigla. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Mi sono perso con le mie chiacchiere. Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina o segua te alla Marciana. Sono sul sito legaonline.it, che è scritto legaonline.it, e si possono fare tante cose, firmare per sostenere le forze dell'ordine e anche per sostenere le proposte della Lega nel DDL sicurezza, e poi per iscriversi è molto facile, se versano 10 euro vi verrà poi recapitata la maggiore per via postale, ma se invece c'è Poste Italiani io raccomando ampi, profondi e calorosi gesti apotropaici, la tessera Lega Salvini Premier, il D43 che è il momento di autodeterminazione civica, sono soldi dello Stato, ma noi possiamo dirgli come spenderli. In questo caso redazionale della Lega noi indichiamo naturalmente col sorriso nel cuore il D43 da scrivere nella tua dichiarazione dei redditi nel 2 per 1000, D di Domodossola,
Il 4 la facciamo oggi, la pizza 4 stagioni da mangiare con gli amici o con i colleghi di lavoro, con i familiari. 3 è il numero perfetto. Le apparizioni a radio televisive di loro, gli eroi della Lega e i suoi politici. Abbiamo questa sera alle 21:45 Massimiliano Romeo a Dritto e Rovescio su Rete 4, presidente dei senatori leghisti e per anni e anni voce storica della FU Radio Padania. Mentre martedì prossimo 29 aprile economia, rubrica economia Sky TG24 il 17:15 Alberto Gusmeroli, presidente della commissione attività produttive e sindaco di Arona. Stop. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno Sammy, buongiorno cari amici di Radio Libertà. Oggi voglio parlarvi del nostro sciroppo alla bava di lumaca Bronco Free. A che cosa serve Bronco Free? Serve per tutti i processi alterati delle vie respiratorie. Avete presente quando abbiamo quel senso di pesantezza sullo stomaco, quando sentiamo che abbiamo la tosse secca, oppure quando abbiamo quella fastidiosissima tosse grassa che non ci fa dormire la notte e il nostro medico ci prescrive un mucolitico. Ecco, Bronco Free è un mucolitico perché contiene appunto la bava di lumaca, gli enzimi litici che aiutano proprio a fluidificare il catarro, favorirne l'espettorazione e riuscire veramente a uscire molto più facilmente da tutte le problematiche respiratorie che noi abbiamo, soprattutto in questa stagione. Mi rivolgo anche a chi è fumatore e quindi deve convivere tutto l'anno con la tosse.
Bronco Free è la soluzione ai vostri problemi. Oggi voglio farvi un'offerta straordinaria. Bronco Free potete provarne anche solo un flacone, 24 euro. In questo caso ci sono le spese di trasporto, ma la grande offerta oggi per voi è questa: 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro. E se dite ascolto Radio Libertà, voi non pagate la spesa di trasporto. E se aggiungete dicendo ho sentito la pubblicità che ha fatto Miriam stamattina in radio, avete anche un omaggio da parte mia. È davvero Bronco Free la soluzione a tutte le problematiche respiratorie? Pensiamo anche ai nostri bambini, i nostri nipotini, li accompagniamo a scuola e il giorno dopo tornano, sono già pieni di tosse, pieni di raffreddore. Ecco, in tutte queste situazioni Bronco Free. All'interno trovate un bugiardino per capire bene come si utilizza. Vi ricordo che è senza glutine e senza lattosio. Come fare per prenotarlo? 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408. Vi aspetto, ciao a tutti. Va ora in onda, terza pagina. Allora, terza pagina, io so Sveva perché avevi chiamato prima Emanuele Ricucci, perché una ragazza come te sono sicuro che sei davvero, non solo tu naturalmente, molto interessata a questo libro, Rivoluzionarie, storie di grandi donne per una grande Italia. Sono 7 biografie di 7 grandi donne, si va dal XIV al XX secolo e ne parliamo col suo autore Emanuele Ricucci, che torna dopo un certo periodo, torna ai nostri microfoni. Bentornato Emanuele, grazie per essere qui con noi. Grazie a tutti, grazie a voi per l'invito, un saluto a tutti. Allora, mi ha colpito, entriamo proprio subito nel merito. Intanto si tratta di 7 biografie che vengono, diciamo, scritte, narrate anche col piglio del romanzo storico, no? Fatte anche per appassionare il lettore. Io volevo partire però dal criterio di scelta per queste 7 grandi protagoniste, perché non sono tutte molto conosciute, ma sono tutte formidabili, se mi passa questo termine. Sono le prime, sono la prima condottiera, la prima pittrice di fama, la prima compositrice di opera. La figura più conosciuta è quella di Matilde Serao, anche perché veniamo, per me che sono vecchio, Ricucci, veniamo quasi ai giorni nostri, che è stata la prima fondatrice e direttore di un giornale in Italia. Ecco, mi incuriosiva capire, intanto immagino tanti libri di storia letti e studiati. Sì, dunque c'è stato un lavoro particolare dietro. Questo libro macerava in me, diciamo, tipo mosto da tanto tempo e in qualche modo volevo realizzarlo appunto da parecchio tempo, ma c'era sempre questa necessità di capire di chi parlare, ma non perché vi fossero poche figure, in realtà esplorando questo mondo, cioè il mondo dell'eccellenza
e del primato tutto al femminile, mi sono reso conto che ci sono figure interessantissime. E ce ne sono anche delle altre nel mondo della pittura, insomma, dell'arte, quindi probabilmente, ecco, si può pensare anche di fare una seconda edizione, perché no? Questo è magari con altre figure. Per adesso c'era questa necessità di lanciare l'input, di ripristinare su queste immagini, su questi capolavori di vita, diciamo di omaggiare, di tributare e di ripristinare una memoria su queste persone, su queste donne, una memoria nazionale, una memoria accesa, viva, quindi non qualcosa di stantio, qualcosa di antico, di sentito dire, da contorni non definiti, ma di cercare, appunto, ripeto, di tributarle, di omaggiarle come possibile, magari con un libro snello che non fosse pienamente o meramente biografico, e quindi per poter parlare anche una lingua del presente. Quindi, andando ad analizzare queste figure, ho scelto queste 7, con la promessa però personale di trattarne anche delle altre in futuro, sperando poi che i lettori vorranno premiare questa scelta iniziale intanto. Non voglio buttarla in politica, anche se questa è una radio politica, anche se questa però è una trasmissione oltre la pagina che vuole essere un contenitore, insomma, con i miei modesti mezzi, per carità, per fortuna ci sono ospiti come lei di valore. Dicevo, è anche un po' una risposta a un certo, mi sembra, conformismo femminista. Allora, io credo che nessuno voglia negare che la condizione della donna è stata discriminata, ma io avverto la grande voglia di mettere uomini contro donne, perché dividi e timpera. Lei è romano, mi sembra, quindi l'hanno detto, lo hanno già spiegato bene i suoi avi. Mentre lei mi sembra che vuole anche sottolineare, queste sono donne forti, che non vanno contro l'uomo, ma che vanno con l'uomo, impongono la propria forza non contro qualcuno, ma insieme a qualcuno, se non sbaglio. Esattamente, proprio Kiki ha centrato perfettamente il senso, perché poi è questo, quindi finalmente un po' di pace, cioè in un mondo assediato dalla contrapposizione, dalla polarizzazione, dal nozionismo, dalla bulimia di informazione, come la chiamerebbe Marcello Veneziani, cioè iperfrettoloso, iperveloce, isterico, un attimo di pace. Quindi un attimo di pace, però non su mie tesi personali, quanto portare la storia a testimonianza di questa idea. E non c'è niente di meglio, appunto, che rileggere la storia con gli occhi della storia, e quindi di non avventurarsi in letture, come abbiamo visto troppe volte con il mondo della cancel culture negli Stati Uniti soprattutto, con alcune punte spinosissime, odiosissime e pericolose per l'integrità veramente del ragionamento, anche della democrazia, del ragionamento in Occidente, per lo sviluppo del pensiero critico, ma anche per la democrazia in Occidente, anche appunto con queste punte dovute all'identità woke, all'ideologia woke, insomma, se così possiamo definirla, a quella dottrina lì. Per cui sì, volevo mettere un attimo di pace e far rendere conto il più possibile, in maniera assolutamente serena e rasserenante, quindi non solo pacifica, serena e rasserenante, che queste donne hanno vissuto una parità ante litteram, insomma, se così possiamo definirla. Hanno vissuto una parità, una condizione di parità, quasi sempre, anzi, sempre in questi casi, con gli uomini della loro vita. Potevano essere degli amori, potevano essere degli affetti, dei familiari, tanto per Elena Cornaro Piscovia, la prima donna laureata al mondo, italianissima, quanto per, e qui però si affonda anche in radici più antiche, in fonti più antiche, quindi spero di non aver commesso anch'io, diciamo, delle leggerezze nella rilettura, però insomma non credo. Vale anche per Celia Ordelaffi, altrimenti Marzia Giubaldini, quindi quel rapporto che appunto testimonia il legame con il marito, tale che appunto la manda a difendere alla testa dell'esercito, la manda a difendere Cesena dall'assalto dei pontifici, insomma, dell'Albornoz. Quindi insomma storie vere, peraltro, quindi non c'è nulla di come dire, di romanzato. C'è una sorta di romanzato nella narrazione, lo stile narrativo, ma le storie sono tutte vere. Quindi sì, esattamente, cioè mettere un po' di pace, anche perché siamo arrivati a un punto in cui, ed è molto chiaro, con poi delle punte estremistiche folli, perché a questo punto parliamo veramente di psicosi e di isteria, purtroppo certe volte,
siamo arrivati al punto in cui un uomo bianco, eterosessuale, occidentale è il male, il tumore del mondo, e c'è questa, come dice bene lei, come sottolineava, questa totale contrapposizione che sta slegando l'istituzione non solo familiare, ma fisicamente anche tra uomo e donna, quella sintesi perfetta che è naturale, pienamente naturale, ma non è che sono follie che mi invento io, diciamo. Purtroppo la cronaca culturale, politica o politicheggiante troppe volte manifesta questo. Quindi ero stanco di tutta questa storia. Si poteva fare un classico elenco di grandi donne che hanno fatto grandi cose nella storia, ma non era il caso, e volevo puntare proprio a questa idea. Quindi evitando le trappole ideologiche del presente, per parlare di queste identità integre e lucenti, perché comunque sono state donne fortissime, che al di là di tutto, e questo volevo manifestare, portano questa tesi, cioè che non è necessario aver subito delle angherie per farcela nella vita. Questo vale per gli uomini sicuramente, ma vale anche per le donne. Quindi ben venga tutto ciò che può essere una tutela del mondo femminile contro le violenze, contro soprusi di ogni specie, anche psicologici. Questo è sacro e santo, punto. Però volevo andare con questo libro oltre certe letture che impongono altro tipo di letture, in cui una donna può aver fatto qualcosa di importante a livello storico, artistico, eccetera, nella vita, perché magari è una forma di ribellione a una violenza. Non sempre è andata così, insomma, ecco, questo ma in maniera proprio assolutamente senza nessun tipo di polemica, ma è così. Sì, anche perché mi permetto, provo a fare lo spiritoso. C'è da chiedersi, con tutto questo patriarcato che c'è sempre stato, come abbiamo fatto arrivare fin qua? Perché è strano. Ripeto, nessuno vuole poi. Io insisto sulla metà, sono un boomer. Io ho avuto anche tutto sommato il piacere di vedere l'evoluzione, di vedere come è cambiato l'atteggiamento nei confronti delle donne, quindi scoprire nel 95 che la violenza sessuale in Italia era considerato un reato contro la morale, e aver visto che per fortuna sono cambiate, quindi nessuno vuole negarlo, però come diceva lei, proprio sottoscrivo, la seguo veramente pienamente, no? Quando dice che lei ha detto che non ne poteva più, e per fortuna siamo in tanti che non ne possono più, al di là poi delle posizioni, ma proprio questo tipo di insistenza. Tanto grazie a questo libro ho scoperto, per esempio, io sono appassionato d'arte, ma non conoscevo, io vengo dal Triveneto, ero rimasto Rosalba Carriera, che e poi però era posteriore. Sofonisba Anguissola. Allora sono andato a curiosare, pittrice, tra le prime a raggiungere fama europea, da Cremona 1532-1625, e ho scoperto che è una pittrice straordinaria, veramente straordinaria. E credo proprio che la caratteristica di questo libro sia prima di tutto dimostrare la straordinarietà di queste persone, che sono donne, che giustamente sono rivoluzionarie, storie di grandi donne. C'è qualcuna di queste che l'ha particolarmente affascinata, Emanuele? È una domanda banale, ma mi viene da chiederle. Ci mancherebbe. Assolutamente, guardi, in realtà sono tutte meravigliose, veramente. Io penso che questo paese dovrebbe dedicare, se lei cerca, si rende conto, fa una ricerca, insomma, ma chiunque la può fare, si rende conto che sì, magari ci può essere il liceo intitolato localmente alla donna X, qui da me citata, o il cratere lunare addirittura intitolato, comunque dedicato alla donna Y. Ma cioè, mi sembra un po' poco, nel senso che abbiamo bisogno anche di altri tipi di input per ragionare su questo tema oggi, che non sia soltanto quello di alcune grandi donne della storia. Molto spesso si è ragionato su Artemisia Gentileschi, assolutamente il massimo rispetto, perché è così, però voglio dire, abbiamo anche altre figure che dovremmo tributare proprio a livello di memoria nazionale. Sarebbe bellissimo poter dedicare una via simbolica a una di queste 7 donne un po' in tutta Italia, che era un'idea che volevo lanciare, ma una via è poco, in realtà servirebbe inserirle nel contesto di una formazione più ampia, ma qui poi si parla di scuola, si parla insomma di temi che esulano anche da questa lettura. Sognando così c'era questa idea di poterle dedicare, per esempio, una via in tutta Italia. Sicuramente a livello personale, ma anche quindi diciamo al di là del fatto che comunque per me sono
tutte veramente delle luci nel cielo, e meritavano assolutamente quel poco che comunque ho prodotto, ma lo meritavano. Sicuramente chi mi ha affascinato moltissimo è stata Marzia Ubaldini, anche per come dire, per le caratteristiche della sua testimonianza in vita, cioè non è stato qualcosa di facile quello che ha vissuto, l'ambito guerresco, quell'ambito guerresco in Emilia-Romagna nel 1300, cioè è stata una storia molto particolare contro uno dei più importanti uomini della Chiesa di ogni tempo, Giglio Albornoz, cardinale Giglio Albornoz. Quindi insomma, è stato qualcosa di arrembante, di forte, ma penso su tutti è quella che mi tengo un po' più cara nel cuore, anche per temi, per motivi professionali e culturali, è Anna Maria Luisa de Medici, perché comunque con il patto di famiglia ha generato qualcosa di enorme. Non è stata l'unica, come scrivo nel libro, a cominciare un percorso di, passatemi, mi si passi il termine, di tutela del patrimonio culturale, artistico di questo paese, perché no, perché comunque citavo la Siena del 300 eccetera, però è stato un atto molto importante che per esempio andrebbe astratto soltanto dalla lettura fiorentina o toscana e andrebbe portato un po' in tutta Italia, e molto spesso però di Anna Maria Luisa de Medici non si conosce bene cosa è accaduto. Lei ha fatto un gesto simbolico, ma se venisse ripreso a livello, diciamo, di coscienza nazionale sarebbe qualcosa di veramente, veramente importante. Quindi lei soprattutto, anche qui dice degli Ordelaffi o Marzia Ubaldini, che dir si voglia mi ha colpito molto. Le altre sono comunque vite meravigliose, assolutamente, questo non si può dire nulla. Ho l'impressione che ci sia qualcosa che possa essere scomodo per qualcuno in queste 7 grandissime protagoniste. Sono donne e soprattutto sono persone forti, molto forti, e ho l'impressione che uno dei motivi, a parte Matilde Serao, in cui queste protagoniste stupende, io veramente mi congratulo e ringrazio anche lei per aver scritto questo libro che permette, è un libro che oltretutto permette di fare un po' di luce sulla propria ignoranza. Ripeto, la gran parte di queste protagoniste non li conoscevo e ho scoperto che sono veramente, come ha scritto, come giustamente scrive, 7 grandi donne. Mi è venuto il sospetto che possa far paura, possa intimorire qualcuno la forza di queste donne. Quello sicuramente sì, anche perché c'è qualcuno che pensa che mantenere la donna, la figura femminile, come una sorta di un mix tra una figura a sé stante, totalmente indipendente, produttiva al massimo, e quindi un mix tra questo e una marmotta delle Ande in via di estinzione, per cui vada sempre messa su un binario, suggerita, protetta, tutelata, difesa continuamente, quando in realtà proprio la Serao, anche se parliamo di altri tempi, e quindi le parole avevano un altro peso, un altro significato, e questo andrebbe anche detto al giorno d'oggi, quindi oltretutto la storia, come ripetiamo, va letta con gli occhi della storia, quindi del momento contingente in cui si svolge, con quella mentalità, con quella testa lì. Però diciamo, probabilmente può dar fastidio, pensando che per alcuni la donna può essere un mix tra le due cose, sì, questa forza può sicuramente dar fastidio, anche perché erano anni difficili loro, cioè parliamo io ho volutamente omesso di parlare del Novecento, perché del Novecento se ne è parlato in lungo e in largo, perché sono tempi vicini a noi, perché sarebbe stato subito tutto bollato a livello ideologico, rosso, nero, nero, rosso. Non aveva veramente senso attirare l'attenzione sul focus, sulle 7 vite straordinarie di queste donne meravigliose sicuramente, ma anche sul focus che si vuole fare, quindi sulla lettura che si vuole dare tramite questi capitoli, tra le righe e a volte manco tanto, di alcuni temi, la virilità, la maternità, l'arte, l'assoluto, Dio, che sono temi enormi, ma sono messi in un modo volutamente, come dire, dialogico quasi, eppure questo è rasserenante, insomma, non ci sono delle aggressioni filosofiche o cose simili particolari. Per cui sì, può sicuramente dar fastidio a chi preferisce un certo tipo di vulgata ideologica secondo cui come dire, la libertà principalmente, specie per una donna, può essere mera rivendicazione. Ma loro, queste donne qui, a parte un po' la Serao, quando si iniziava comunque a trattare di un certo femminismo storico, eccetera, non hanno fatto quello che hanno fatto per delle rivendicazioni, ma per compiere l'atto più grande della loro integrità e sicuramente anche del loro senso di libertà, che è partecipazione, come diceva pure Gaber banalmente, no? Cioè, quindi
partecipazione a se stessi, al tempo e al reale, aggiungo io. Cioè sicuramente avevano idea che stavano per compiere qualcosa di grande, ma neanche troppo forse, questo è il mio commento personale, non è diciamo suffragato da te, da fonti storiche, lo dico io personalmente, semplicemente si sono realizzate, hanno realizzato ciò che con caparbietà, forza, coraggio avevano in mente. La storia di Elena Cornaro, cioè quando Cardinal Barbarigo dice ma non possiamo far laureare una donna nel 1600, nella seconda metà del 600, non possiamo far laureare una donna, ci riderà presso il mondo. Eppure alla fine quel fatto è accaduto. Poi parliamo di Cardinal Barbarigo, cioè un santo importante, non è che parliamo di un piccolo prete di campagna, cioè, parliamo con tutto rispetto, ci mancherebbe, ma solo per dare la dimensione della cosa. Quindi nonostante tutto lei è andata avanti, certamente aiutata comunque da delle persone che hanno creduto in lei, però ecco, sono storie modernissime alla fine in qualche modo. E anche Properzia De Rossi, di cui si parla pochissimo, bolognese, ostacolata totalmente da Amico Aspertini, comunque da altre figure che insomma ne invidiavano le capacità, pur avendo vissuto una vita, io immagino, molto difficile, molto dura, e che mi ha portato anche con molta empatia futura a solidarizzare con lei, però comunque ha comunque condotto artisticamente la sua vita in porto. Poi ci sono mille considerazioni su quanto può aver lasciato di artistico o meno, come eredità, che poi è molto poco purtroppo, però insomma generalmente. Quindi ecco, volevo un po' uscire da questa dimensione biografica anche per lanciare questo messaggio, cioè un messaggio, ripeto, come dire, quasi banale, di pura forza, di puro coraggio, e meno male. Assolutamente, siamo arrivati al termine, devo concludere, quindi ricordo ancora Rivoluzionarie, storie di grandi donne per una grande Italia. Ricordiamo la prefazione di Lucia Esposito, che è responsabile della redazione Cultura di Libero, edizione Archeo Ares, €12, l'autore Emanuele Ricucci, lo abbiamo avuto qui al telefono, lo ringrazio ancora e a risentirci a presto, Emanuele. A presto, grazie per la piacevole chiacchierata e per l'invito. Grazie a lei. Noi adesso dobbiamo chiudere, quindi andiamo, vediamo se ci sono degli aggiornamenti rapidamente. Abbiamo ancora un minuto, dunque qui vediamo. Via Sofonisma Anguissola, via da Piazza Bandenera e metro di Milano, linea rossa, prima di Piazza Gambara, e mi ha portato fortuna con le vendite. Un saluto da Stefano Del Brembo. Grazie Stefano. E grazie naturalmente a Sveva, magnificamente sull'altore di comando della regia tecnica anche oggi, nonostante qualche problema con le allergie stagionali. Bisognerà fare qualcosa, sopprimerla per esempio, così smette di soffrire. E grazie naturalmente a tutti voi. Vi ricordo domani lo speciale, c'è lo speciale dalle 11 alle 13, speciale che giorno è? Lo speciale Movie Time sul 25 aprile, al contrario. Vi abbiamo già anticipato con il meraviglioso, il gigantesco Vincent De Maio, Vincent Vega. Gracias a todos. Miau. Avete ascoltato Oltre la pagina.